Allora, eccoci qua. Le intenzioni sono sempre buone perché Enrico Mani di Forbice, potremmo dire, parafrasando quel brano del film che avete visto con Johnny Depp, ha detto già da tempo che avrebbe tagliato i rimborsi elettorali, cioè fine del finanziamento pubblico ai partiti, così come avevano votato gli italiani, ma come al solito progressivamente fra 3 anni, non per decreto ma con un disegno di legge che, come sapete, poi in Parlamento viene stravolto, emendato, modificato, per cui immaginatevi, insomma, tra il dire e il fare che cosa c'è di mezzo quando si tratta di soldi sonanti. Pensate che addirittura all'interno di un partito si è già annunciato la cassa integrazione di non so quante persone proprio in previsione di questo drammatico taglio del finanziamento pubblico. Quindi, prego. Sì, molto velocemente il mio pensiero, il nostro pensiero a proposito di quella che è la spesa dei comuni innanzitutto e di quello che poi sono i soldi che tornano, o meglio non ritornano indietro dallo Stato, è noto. Parliamo di una rapina, è quello che andiamo denunciando da tempo, perché qui continuo a sentire tutti i sindaci che si trincerano dietro il fatto di essere amministratori. In realtà siete amministratori ma fate delle scelte politiche, avete giustamente il dovere di fare delle scelte politiche, quindi non è che siete amministratori, siete dei politici che amministrano. Assolutamente falso. No, le faccio un esempio. Nel momento in cui lei, abbia pazienza, rispetto all'amministratore. Andrò a lezione di italiano, sindaco. No, sì, penso andrò a lezione di italiano, ma nel momento in cui lei va a decidere qual è l'aliquota, lei e la sua maggioranza andate a decidere qual è l'aliquota IMU o ICI prima che volete applicare, sentiamo sempre spacciare come aliquota ordinaria, che è vero che è un'aliquota ordinaria, lo 0,4 per 1000. Ma non è l'aliquota minima, perché i sindaci possono scendere allo 0,2 per 1000. Qualcuno mi smentisce? No. Allora, dovete prendere in considerazione l'idea. Glielo dica il sindaco esattamente, di non si preoccupi, ci arrivavo. Dell'IMU, sì, ci arrivavo. è facile parlare. Ma non occorre che si scaldi, sindaco, se sto dicendo... Lei ci sta dando delle lezioni. Sì, c'è un sindaco in dipendenza veneta. Se io dico qualcosa che non è vero, se io ho detto qualcosa che non è vero sul fatto che l'aliquota minima sia lo 0,2, mi corregga, altrimenti abbia l'educazione di lasciarmi parlare. Quindi voi dovete fare delle scelte, scegliete di applicare l'aliquota allo 0,4 per 1000 quando potreste scendere allo 0,2. Prendete in considerazione l'idea, prima cosa, di spendere quello che potete incassare senza continuare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Prima considerazione. Seconda considerazione, nel momento in cui tutti ci lamentiamo, e su questo credo, almeno finora ho sentito parlare 5 persone, siamo tutti d'accordo, sul fatto che ogni anno spariscono valanghe, vagoni, come li volete chiamare, di soldi che prendono la strada di Roma, il residuo fiscale veneto, dati aggiornati freschi ieri dal sistema Camere del Veneto, è passato a oltre 21 miliardi di euro all'anno che spariscono dal Veneto, vanno a Roma e non tornano indietro. Nel momento in cui tutti ci lamentiamo di questa cosa, tutti ci lamentiamo del fatto che vengono effettuati prelievi e non ritornano indietro i soldi, ma mai è possibile che questa lamentela debba continuare da tanti anni, senza che qualcuno possa dire, qualcuno dei sindaci intendo dire, prendiamo in considerazione l'idea non di un federalismo, perché vede l'idea del federalismo è stata tentata diverse volte e si era anche arrivati all'approvazione della cosiddetta devolution, cassata brutalmente da quello che è stato un referendum, per una semplice ragione: nel momento in cui 2/3 dei parlamentari rappresentano regioni verso le quali arriva il flusso di denaro, questi 2/3 dei parlamentari non voteranno mai una riforma che consenta al Veneto di trattenere le proprie risorse. Mi sembra certo, la soluzione è quella, personalmente non pratichiamo nessuna strada che sia meno che pacifica. La risoluzione che abbiamo proposto, la risoluzione di questi problemi, è quella di fare il referendum per il quale lo stesso della regione Zaia, che è del suo partito, ha istituito un'apposita commissione che a metà di questo mese, di giugno,
dirà se lo facciamo o no. Dirà esattamente quello che è l'esito. Siccome ne faccio parte, posso dire Speriamo di essere molto bene. fiducioso. Allora, una battuta che poi devo dare dalla radio. Ce l'auguriamo tutti. Guardi che collega di Indipendenza Veneta. Scusi Cantarutti, avvocato, vorrei ricordarle che la Lega sta mandando a tutti i sindaci una mozione da approvare nei prossimi consigli comunali per autonomia. No, per aderire, per fare quello che ha detto lei, a invitare il presidente della regione per indire un referendum per l'indipendenza del Veneto. Questo Stia tranquillo. Noi no, l'ha mandato la Lega, voi ieri... non avete inventato nulla. Glielo dico io. Abbia pazienza, il primo ordine del giorno l'ha approvato il comune di Castellavazza, l'abbiamo presentato noi. Sì, poi è andata a tutti i sindaci tramite l'ANCI, quella che avete presentato voi parla di autonomia, quella che sentiamo parlare da 30 anni. Allora, Rimango un attimino perplesso perché continuiamo ad ascoltare anche da questo servizio con l'assessore Donazzan una serie di lamentele sacrosante, però vorrei che provassimo, direttore, ad affrontare quelle che possono essere le possibili soluzioni. Voglio porre una domanda, magari introdurre un tema di dibattito a tutti gli ospiti qui in studio. Non mi dica che le rubo il mestiere, ci provo, ma non ci riuscirò mai. Non c'è Nel momento in cui prendiamo atto che queste sono le difficoltà, pensate che lo Stato in cui attualmente viviamo sia uno Stato che possa essere riformato, che abbia in sé i germi di una possibile riforma che ci porti fuori da questa situazione? Voglio pensare che dopo 35-40 anni di tentativi di riforma, l'onestà intellettuale ci porti a dire questo Stato non è riformabile. Questo Stato non è riformabile, perché tutti i buoni propositi che ci diciamo qui dentro, ma chi è che non li condivide? Chi è che non è d'accordo sul fatto di dire bisogna approfittare della solidarietà? Ma nel momento in cui io prendo atto del fatto che siamo ancora, non so per quanto, una terra ricca, ogni giorno di meno, ricca ma che comincia a morire di fame, perché il mio parroco, il parroco della parrocchia di Adria dove abito, non ci chiede più adesso i soldi per le missioni o ce li chiede in maniera residuale, ma ci chiede i soldi per il sostegno di vicinanza per i nostri parrocchiani, bianchi, rossi, neri, non sto parlando del colore della pelle, sia chiaro, allora vuol dire che noi stiamo accettando di farci rapinare da uno Stato baro e ladro. Perché, sindaci, ditemi se sbaglio, nel momento in cui i soldi delle nostre casse sono stati portati al fondo a Roma, e voi chiedete dei soldi, vi chiedono gli interessi, ma sui soldi che voi date, che noi, scusate, diamo, non ci danno interessi. L'1%. Ma noi non vediamo neanche i soldi. No, esatto, ma una volta si poteva fare i lavori, vero? Non li vediamo neanche i soldi. Cioè, certo, esatto. Vanno giù. Ma se andate a chiederli per eseguire ti rispondono. E quando ti rispondono al 2% di interesse applicato. Allora, ma non si può neanche più fare un mutuo. Non si può fare niente. Una volta con gli interessi si facevano qualche opera pubblica, non ti lasciavano toccare il capitale, ma almeno gestivi gli interessi. Ora nemmeno questa. Allora, prendiamo atto della coscienza. Guardate che io parlo alla sinistra come alla destra, mi rivolgo a tutti indistintamente. Prendiamo coscienza del fatto che questo Stato non è con un referendum, cioè con un esercizio di alta democrazia che non impone niente a nessuno. Chiediamo ai veneti con un referendum, come abbiamo proposto noi, e la proposta di legge che vedo passare adesso nel messaggio, la 342, è già depositata in Regione. Volete che il Veneto, vuoi tu elettore Veneto, che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? In base a quello, poi decidiamo. I veneti decidono di rimanere in Italia, va rispettata la loro volontà. Mi sembra di dire una cosa che rientra nell'ABC della democrazia. Prendiamo coscienza di questo, perché lo Stato non è riformabile. Allora, pensare che un paese delle dimensioni del Veneto o del Belgio, della Danimarca, che sono dimensioni ma ho capito, ma infatti da soli non riescono già più a fare nulla, perché ma se l'Italia non riesce neanche a riportare indietro due disgraziati marò che sono là da quanto non ci considerano, vuole dire che l'Italia conta qualcosa? Bisogna andare oltre questo sistema, cioè bisogna andare oltre gli stati nazionali, bisogna arrivare attraverso una federazione europea, perché siamo
Cioè è il passo logico, non si può fare altrimenti, si arriva verso una federazione europea. Ma scusi, ma lei sa di cosa sta parlando? Federazione presuppone che ci siano dei soggetti sovrani che si federano. Di cittadini, si fa una Costituzione. Una federazione di cittadini. I cittadini Come giurista mi fermo. Come giurista qui mi arrendo. Votano per creare uno Stato federale con una Costituzione, non ci si arriva domani. Uno Stato federale fra chi? Chi sono i soggetti che si federano? I cittadini? Ma sta scherzando? I cittadini si federano. Si federano. L'indipendenza può essere chiesta da una parte di cittadini italiani. Ma come no? Ma no, ma non sta né in cielo né in terra. Ma lo dice si lei, chiede a lo tutti. dice lei. Abbia pazienza. Guardi come non può succede. chiederle solo Guardi a come chi vuole succede lei. in Scozia, in Catalogna. L'indipendenza di una parte di un territorio che è uno, è indivisibile. Studi. No, studi lei. No, voglio finire il discorso perché l'avvocato mi ha detto in pari modo a tutti gli italiani, non a chi vuole lei. In Scozia chi vota? Gli inglesi. In Scozia votano gli scozzesi. In base al diritto internazionale. Allora, rendere l'Italia più attraente con un lifting si può far bella anche Cicciolina che oggi ha 60 anni. Viceversa credo che meriti molta più attenzione piuttosto che un'Italia da rendere in qualche modo attraente e nessuno ci riuscirà. Meriti molto più attenzione la questione che è stata posta dall'UAE. Perché nel momento in cui una ragazza che ha entusiasmo, che dimostra di avere iniziativa e capacità, perché per mettersi in gioco ci vuole anche capacità, debba essere aiutata. Come Indipendenza Veneta, nonostante Marotta non lo sapesse, abbiamo appena, alle recenti elezioni, siamo risultati in un comune importante come Vedelago, il primo movimento, 18% dei voti e un sindaco pro indipendenza. È proprio su questo che al primo consiglio comunale, non voglio rovinare perché è una sorpresa naturalmente positiva, ma proprio in questa direzione, cioè nella direzione di quella che è l'attenzione per chi si vuole mettere in gioco, ci saranno delle grosse novità. Perché dire sono pro indipendenza significa anche cogliere lo spirito di chi vuole primo essere indipendente come persona e poi chiede alla comunità in cui vive di rendersi indipendente da condizionamenti esterni, la burocrazia di cui parlava poco fa lei, le tasse e tutte queste cose che impediscono a chi vuole lavorare di lavorare. Questa è la questione.